Allora, benvenuti a tutti e buongiorno. Siamo qui a questa conferenza stampa di presentazione del Giro del Veneto Coppa Placci Corsa della Solidarietà. Per la prima volta nel ciclismo professionistico, specialmente veneto, due organizzatori si uniscono insieme per un fine benefico. Quindi quest'anno, diciamo, voi eravate abituati alle presentazioni del Giro del Veneto, quest'anno invece ci sono due organizzatori, c'è la SC Padovani rappresentata da Galdino Peluzzo e l'Unione Sportiva Imolese rappresentata da Virgilio Rossi, che oggi non c'è ma vi saluta, che si uniscono insieme perché il terremoto del 20 maggio ha creato sicuramente nell'animo di tutti gli sportivi, di tutti gli italiani, un sentimento comunque di aiuto verso queste popolazioni. Poi Galdino Peluzzo andrà a spiegare in maniera specifica le motivazioni che hanno unito queste due società. La settimana scorsa abbiamo fatto una conferenza stampa voluta dall'assessorato e dal comune di Finale Emilia, l'abbiamo fatta proprio nelle zone terremotate, in mezzo alle tende. Questo perché? Perché comunque la corsa di quest'anno, la corsa della solidarietà, il Giro del Veneto Coppa Placci, sarà soprattutto un evento a sfondo benefico, oltre al fatto che comunque va a raggruppare due gare che nel mondo del ciclismo professionistico sono due gare molto importanti. Oggi siamo qui alle Terme del Benessere, ospiti appunto del consorzio Terme Eugane, e lascio la parola a Mauro Voltolina, che è il presidente del consorzio. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. È un piacere particolare dare il benvenuto, innanzitutto perché siamo ospiti del Tempio del Benessere, che è una delle strutture d'eccellenza di questo territorio, di cui ringraziamo il gruppo GB, chiaramente, perché unire le eccellenze di questo genere dal punto di vista ricettivo insieme all'eccellenza che da sempre noi storicamente abbiamo nell'ambito delle terme, del termalismo italiano, oggi si unisce, come dicevo, ad altre eccellenze. L'Associazione Ciclisti Padovani va considerata un'eccellenza per storia, per tradizione, e qui abbiamo tutta la determinazione e la volontà di rilanciarlo nel firmamento del ciclismo importante. Eccellenze invece anche dal punto di vista delle amministrazioni comunali, delle categorie tutte, commercianti ed altro, che insieme con la federazione, con i regionali e la stessa provincia che qui vediamo seduti insieme a me, mi fa particolarmente piacere, perché significa un fare squadra che si sta tra l'altro rivedendo, dicevamo prima a livello di battute, molto frequentemente per manifestazioni sportive all'insegna della qualità, del spessore tecnico, perché se posso citarlo, il percorso questa stagione ha visto il calcio internazionale giovanile under 12 di livello assolutamente tra i migliori europei. Si sono appena concluse nei primi di luglio le Kinderriedi, quindi la maggiore manifestazione sportiva giovanile di volley, il raduno del turismo equestre, e non è certo una passerella questa, ma è per dire che è veramente un onore e un piacere ospitare il giro, l'edizione del Giro del Veneto di quest'anno, di partenza delle terme. Poi è chiaro che anche l'aspetto della solidarietà arricchisce questo tipo di evento, e vorrei che fosse il più coinvolgente possibile, perché unisce la sensibilità e la volontà di rilanciare questo territorio come destinazione turistica ma con vocazione sportiva, ovvero la vacanza attiva, e quindi attestandola tra le destinazioni più importanti a livello italiano, ma anche con la sensibilità e l'affinità, che direi quasi genetica ed elettiva, con un popolo che ha una grande capacità di reazione. Ieri alle calamità naturali, oggi vorrei dire da un certo punto di vista anche alla calamità di ordine economico, perché non ci nascondiamo del fatto che sia una situazione di particolare difficoltà, e quindi dobbiamo essere doppiamente vicini, ma ci sentiamo doppiamente vicini perché anche noi vogliamo continuare ad essere visti e riconosciuti come una categoria non soltanto imprenditoriale ma a tutti i livelli particolarmente capace di affrontare le situazioni difficili. Ecco, organizzare, non dico non senza fatica, non senza grande lavoro, no? Questo tipo di manifestazioni non è certamente un gioco da ragazzi, ma vorrei che si potesse trasmettere l'entusiasmo, la passione e le competenze che vengono messe in gioco, avvalendosi anche di collaborazioni come quelle di Consport, di Carlo, di Diego,
affinché in un momento come questo si possa arrivare il concetto che questa destinazione, questo nostro territorio, Abano, Montegrotto e tutte le Terme Euganee, sono particolarmente attive, dinamiche, all'insegna dell'innovazione. Ecco, la parola in più che vorrei aggiungere è che innovazione per noi non è soltanto un aspetto retorico, un termine di vetrina o di facciata, semplicemente perché fa parte di una vera e propria strategia. Quelle che da un anno a questa parte il Consorzio delle Terme Euganee, che mi onoro di rappresentare, ma soprattutto i colleghi, lo staff e tutto, e la grande partecipazione e condivisione degli albergatori che hanno partecipato, così come hanno accolto anche questa manifestazione, è l'idea che l'innovazione del nostro prodotto termale, quindi non soltanto una terapia dedicata alle artropatie come è tradizione nostra, ma che si possa arrivare molto presto ad un ampliamento della nostra gamma di prodotti, ovvero in direzione, tra gli altri e senza magari stancarvi con quello che sarà prossimamente il percorso, anche nell'ambito di fangoterapia, terapie termali in senso preventivo, soprattutto dedicate proprio allo sportivo in senso preventivo nei confronti delle possibili conseguenze che si ha dalla pratica dello sport. Avremo collaborazioni, come stiamo avendo, con i maggiori club delle associazioni sportive di questo territorio e lo apriremo anche a molte altre. Abbiamo collaborazioni, solo per citarle, con il Calcio Padova, con il CUS Padova Rugby Terme Euganee, con il Volley Padova, ma anche in senso più ampio con la Federazione Italiana di Ginnastica Artistica, con le Fiamme Gialle, per le quali abbiamo rinnovato i rapporti. Quindi a dimostrazione del fatto che questo tipo di collaborazioni non sono soltanto collaborazioni e manifestazioni come il Giro del Veneto che si guadagnano una visibilità mediatica fine a se stessa. Si tratta di attivare un percorso che vede le nostre terme rivedersi e innovarsi, così come le strutture faranno in questa direzione, per essere sempre più efficaci ad un pubblico che è quello della vacanza attiva o dello sportivo in genere. Ecco, quindi citando questo tipo di strategia per vedere qual è il quadro nel quale il Consorzio delle Terme Euganee è particolarmente sensibile a questo tipo di manifestazioni e, senza dover scherzare come scherzavamo prima, accogliendo tutte le possibili discipline sportive fino a crearle nuove in ambito olimpico, chi lo sa se le creeremo. Di fatto intanto accogliamo quelle più importanti. L'approccio è molto serio da questo punto di vista, quindi io concludo semplicemente dicendo che i ringraziamenti, il senso di gratitudine, la soddisfazione per poter in una stagione soltanto, la nostra prima stagione, se potete permetterci di definirla tale, ha accolto già tante collaborazioni e manifestazioni di carattere sportivo, che sicuramente questo filone continuerà ad essere particolarmente attivo e spero anche fertile per una riaffermazione con autorevolezza delle nostre SPA, ovvero le Salus per Aquam, in abbinamento a un SPM, se fosse, a un Salus per Motus, che significa abbinare il movimento salutare a qualsiasi livello, dall'agonistico al principiante, per la valorizzazione di scenari come il nostro, il Colli Euganei, e saluto anche il presidente di Colli Euganei, Biasetto, proprio perché le collaborazioni sono a tutto tondo. Vedo anche altre manifestazioni, citiamo anche questa, ci tengo, la Testina Superbike, che da sola è arrivata a questo livello. Ecco, io vorrei poter fare veramente da recettore e da cassa di risonanza come Consorzio delle Terme Euganee tutte, proprio per questo tipo di attivismo e di attività, perché ha tanto bisogno di rete. Non voglio dimenticarmi di portare i saluti naturalmente, che poi verranno rinforzati dall'assessore Poldini, dell'assessore Montrone e del sindaco Dottor Claudio, naturalmente, che sono i veri ospiti di tutto il territorio, e quindi io auguro semplicemente un sano e sincero divertimento per assistere alla manifestazione e un arrivederci veramente a noi tecnici addetti ai lavori, ma soprattutto a chi potrà visitarci e partecipare alla edizione del Giro del Veneto che parte dalle terre. Io ti passo la parola, grazie a tutti. Della solidarietà Giro del Veneto Coppa Placci quest'anno si terrà sabato 25 agosto, non l'avevamo detto, quindi lo rimarco, e appunto essendo l'unica gara per professionisti, e rimarco anche questo, nella provincia di Padova, è una delle poche gare per professionisti in Veneto, lancio la parola per un saluto al presidente del CONI regionale Veneto Bardelle. Buongiorno a tutti. Certamente in un momento così complicato della vita italiana, presenziare a una iniziativa, a un evento, a una manifestazione così importante
ci fa capire che lo sport è ancora vivo, attivo sul territorio, molto impegnato. Noi fra 3 giorni avremo le Olimpiadi e avremo una grande squadra alle Olimpiadi, già ci danno, e noi facciamo gli scongiuri che sia vero, dal 7° al 9° posto come medagliere, però certamente abbiamo mandato quasi 300 atleti a Londra a rappresentare lo sport veneto in anni difficilissimi, dove le risorse erano sempre meno impegnate nello sport, dove sicuramente le istituzioni hanno dovuto sacrificare allo sport qualsiasi finanziamento. E questo allora come avviene? Attraverso un mondo di volontariato, di appassionati, di società sportive, di presidenti, di dirigenti che trovano ancora nello sport un entusiasmo che forse manca nella vita imprenditoriale. Cioè, siamo un po' chi fa l'imprenditore, un po' preoccupato, un po' eccetera. Però nel nostro mondo ancora esiste questo entusiasmo e io ho accolto volentieri di essere qui oggi, perché avere avuto la capacità, l'iniziativa attraverso il consorzio, attraverso i comuni che, come dico, stanno soffrendo per primi in questa situazione, di unire le forze per la solidarietà, perché ricordiamo che questa è un'avventura fatta proprio per quello che è avvenuto alcuni mesi fa in zone a noi vicine. Unire le forze della società ciclisti padovani assieme a quella di Imola, unirle per fare una gara di solidarietà, credo che sia stata una cosa molto importante, un progetto ambizioso ma molto importante. Anche lo sport deve unire le forze. Io ho avuto alcuni giorni fa una intervista in cui mi ha chiesto come la vedo. Io la vedo che le società sportive non devono più dividersi, ma devono unirsi in questo momento difficile. Ci deve essere meno concorrenzialità perché le risorse sono minori, quindi in tutti i campi dobbiamo in questo momento fare squadra. Far squadra, come ci piace dire a noi, è quello di sacrificare un po' il campanilismo, essere i primi della classe, eccetera. In questo momento difficile lo sport deve fare squadra. Io ringrazio tutti i dirigenti della mia regione che su questo si stanno impegnando veramente, nel ciclismo in particolare, in cui si fanno queste iniziative. Colgo anche l'occasione per ringraziare le istituzioni che ancora credono in questo progetto dello sport, perché lo sport, io ricordo, che non è il divertimento del presidente della società ciclisti padovani o del presidente del CONI. Sì, ci divertiamo, però sappiamo che investiamo per i nostri giovani, investiamo per il turismo, investiamo per l'economia della nostra regione. Il 20% delle nostre industrie lavorano con lo sport, scarpe, attrezzature, eccetera. Ce lo dimentichiamo troppo spesso. Se lo sport, io vi ho detto a Petruccio Lutali 15 giorni fa, ma perché non facciamo uno sciopero dello sport per un mese? Non si fa nessuna attività. Aggiungeremo un altro pericolo a questa. Dobbiamo invece continuare a lavorare, però lo sport deve essere, come in questo caso, attraverso l'impegno dei comuni interessati che si sono messi in prima fila, dell'associazione albergatori, del consorzio, si sono messi e hanno compreso che lo sport può essere per la nostra città in cui siamo adesso, Abano, ma in tutte le città in cui si svolge attività sportiva, siamo portatori di economia e di benessere importante. Abano, lo sport, negli ultimi mesi, in cui voglio ringraziare il Presidente che ci ha creduto, hanno portato delle grandi manifestazioni sportive che hanno riempito gli alberghi. Cioè è una cosa aggiunta all'attività di Abano e Montegrotto, è una cosa aggiunta, ma non perdiamola. Lo sport si mette a disposizione
Questo è stato molto importante, quindi questa sinergia deve continuare anche nei momenti difficili. Io mi auguro che il 2013 non sia peggio del 2012, perché sennò addio, però io credo che lo sport ha dimostrato con la partecipazione grande che abbiamo alle Olimpiadi di essere una grande squadra a disposizione di tutti. Ringrazio il Presidente Bardelli che ha detto tra l'altro una cosa che è stata poi anche rimarcata nella presentazione che abbiamo fatto a Finale Emilia, ovvero che è ora che lo sport unisca e non si divida. Una cosa bella è quella del campanilismo, no? E qui apro una parentesi prima di lasciare la parola all'assessore Comacchio. Siccome abbiamo molti giornalisti qui della zona, non è un caso che abbiamo fatto oggi, potevamo farla anche 3 giorni prima della gara, la presentazione del percorso eccetera, non è un caso che abbiamo voluto fare oggi la presentazione, perché in questi mesi abbiamo letto di tutto e di più e il Presidente Peruzzo lo sa. Si vorrebbe sempre, da buoni padovani, che la gara, il Giro del Veneto, gara classica, partisse, arrivasse da Padova, girasse intorno al campanile Sant'Antonio perché facciamo tutti contenti. Non è così. Quest'anno noi, anche se qualcuno ha mugugnato, e poi il Presidente Peruzzo comunque spiegherà le motivazioni reali, andiamo a fare una cosa che al momento nessuna gara di professionisti ha fatto, ovvero unirsi con un'altra società, ovvero lasciare un po' da parte il nostro campanilismo, siamo padovani, siamo veneti, sappiamo fare tutto bene noi, per andare a collaborare con un'altra società molto comunque ambita, perché comunque l'US Imolese è una delle società più vecchie nel mondo del ciclismo assieme alla Padovani, per portare poi un aiuto concreto e tangibile per queste popolazioni, perché veramente mi sarebbe piaciuto avervi tutti a Finale Emilia la settimana scorsa per vedere realmente in che condizioni sono ancora queste persone, perché noi non ci credevamo, siamo arrivati lì veramente, e fare una conferenza stampa in mezzo a una tenda. Chi ha visto il nostro comunicato stampa precedente ha visto anche le foto, veramente fa toccare il cuore, e veramente io penso che chi ha avuto la fortuna di venire la settimana scorsa ha capito il significato che poi appunto il Presidente Peruzzo andrà a spiegare in maniera più completa. Detto questo, comunque buona parte della gara, insomma la prima parte della gara si svolge all'interno del comune della provincia di Padova, quindi si svolge all'interno dei Colli Ugani, e quindi lascio la parola all'assessore Comacchio, assessore allo sport della provincia di Padova. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto vi porto i saluti della Presidente Degani con i complimenti dalla provincia di Padova per questa bellissima iniziativa, sia dal punto di vista, come dire, sportivo, per il fatto che 2 grandi iniziative ciclistiche hanno trovato la forza e la capacità di fare sintesi, di mettersi insieme. L'anno scorso, parlavamo prima, non si è realizzato il Giro del Veneto, quest'anno invece sì. Vuol dire che tutti quanti insieme ci sono state delle uomini di buona volontà che hanno cercato, facendo sintesi, cercando sponsor, mettendo tutto insieme, tutte le realtà di un territorio, far sì che questa bella gara sportiva, il Giro del Veneto, continuasse con un nome, come dire, doppio, Giro del Veneto Coppa Placi, corsa della solidarietà, e comunque si fa, insomma, ecco. E dopo è già stato detto tutto, io non voglio ripetere concetti che il Presidente Bortolina e l'amico Bardelli, il Presidente regionale del CONI, di cui hanno già, diciamo, parlato. Io vorrei fare semplicemente una considerazione politica, essendo naturalmente d'accordo con tutto quello che è stato detto. La considerazione politica che faccio è quella che un territorio straordinario come quello dei Colli, dove c'è questo brand delle terme, paradossalmente, come dire, nonostante molti della politica dicono sport e cultura, ma sono le cose minoritarie, cerca anche, come dire, un sostegno su questo. Quindi qui abbiamo un territorio che si è specializzato nelle cure termali, ma che in questo momento particolarmente difficile, perché trova veramente un puntello in più in tutte queste manifestazioni che il Presidente Bortolina opportunamente, con, come dire, un coraggio e una volontà straordinaria, cerca di portare.
hai citato tutte le iniziative sportive, io come assessore alla cultura cito anche quella dell'Europeade, dove molti di questi, come si possono dire, partecipanti folk sono venuti a pernottare nel comprensorio delle terme, hanno trovato gli alberghi, eccetera, eccetera. La corsa della solidarietà. Infatti, è stata, come dire, è un territorio che deve, come dire, in difficoltà, ripeto, bisogna che ci facciamo carico di tutte le opportunità che abbiamo, quindi non soltanto il vostro brand, ma voglio dire, miglioriamolo, come ha detto il Presidente, si rinnovano gli alberghi, si fanno, come dire, tutti quei protocolli per la certificazione dei fanghi, tutte quante cose fantastiche, ma in più serve la promozione del territorio, e questo viene fatto con la sintesi di tutto, sport, cultura, eccetera, eccetera. Quindi è un complimento a tutte queste realtà che sanno mettersi insieme, queste buone volontà che insieme fanno sintesi e alla fine rendono un grande beneficio al territorio. Grazie. 25 agosto, appunto, siamo verso la fine del periodo estivo, ma Abano Terme sarà sicuramente piena di turisti e auspichiamo anche piena di sportivi che verranno magari a soggiornare il giorno prima o 2 giorni prima per vedere appunto la crema del ciclismo mondiale. Abbiamo già parecchie squadre, non le diciamo al momento perché faremo una comunicazione più avanti, ma abbiamo già parecchie squadre grosse. Saluto anche Flavio Miozzo che è qui oggi a rappresentare i direttori sportivi che saranno presenti. Ciao Flavio, se vuoi alzarti, ecco, i direttori sportivi presenti appunto in corsa, lui che appunto ha tanta esperienza, ha guidato solo per ricordare un nome, Gilberto Simoni alla vittoria del Giro d'Italia, quindi sono molto contenta che sia qui comunque anche lui a scoprire anche il percorso per i suoi corridori, ecco. Lascio la parola all'assessore Bordina in rappresentanza del comune di Abano Terme. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, dopo aver sentito parlare i relatori di prima, non devo aggiungere nient'altro. Allora, intanto a nome di tutta l'amministrazione un saluto, apporto i saluti del sindaco che è fuori sede, e siamo onorati di avere un evento così importante ad Abano, soprattutto la partenza, anche perché è finalizzata appunto alla solidarietà. E io voglio ringraziare appunto a nome dell'amministrazione tutti quelli che hanno partecipato per rendere fattibile questo evento, per renderlo nel migliore dei modi una cosa veramente eccezionale che non è mai stata fatta qui ad Abano, giustamente. E poi come amministratore vedo anche il consigliere Fagion, è un ringraziamento appunto a tutte le persone che verranno, che parteciperanno, che verranno come spettatori eccetera. Daremo un benvenuto ad Abano Terme. Grazie. E ora la parola al presidente neo eletto dell'SC Padovani, Galdino Peruzzo. Galdino, vorrei che appunto abbiamo qui parecchia stampa, amici e quant'altro, autorità, andassimo appunto a spiegare, per così levare ogni dubbio, sulle motivazioni appunto reali che hanno portato quest'anno a emigrare nell'arrivo appunto a Imola. Sì, buongiorno a tutti. Ma le motivazioni sono state che appena ho avuto l'onore di essere eletto presidente della Padovani, la prima cosa che abbiamo fatto è stato riunire il Consiglio e parlare sul Giro del Veneto. Però pensavamo di fare qualcosa di diverso, perché diciamo dobbiamo anche cambiare un po' il modo, un po' anche la forma. Purtroppo è successo il terremoto, vi garantisco, come diceva Ilenia, essere lì sul posto per la conferenza stampa la settimana scorsa è stato molto toccante, veramente, perché vedere i bambini che stanno giocando in mezzo a questo prato, a questo bosco, che venivano là, e le mamme ancora che si provavano di dire no, non disturbare, per dire, anziché avere il problema, il pensiero della casa, andare a dire al suo bambino non disturbare, ha veramente toccato il cuore, veramente, perché vedere per televisione una cosa, vederle davvero, Ilenia questo me la conferma in tutta un'altra cosa. E lì abbiamo pensato che normalmente, almeno tutti i media, le
televisione, le radio, dopo un po' di tempo sentite che si dimentica un po' della gente, no? Delle disgrazie che ci sono. E abbiamo detto, ma perché non proviamo a sentire di fare un qualcosa che porti un po' di felicità anche a questi bambini? Però il nostro obiettivo è di portare un qualcosa di nuovo a questi bambini. E il Consiglio ha approvato pienamente questa proposta e siamo partiti, abbiamo avuto il contatto con Virgilio Rossi di Limolese, che lui doveva fare la corsa Placci praticamente, che è una classe a piedi sicurevoli. Lì abbiamo fatto i primi accordi, diciamo, e abbiamo stabilito appunto di fare questa iniziativa. Questa iniziativa che ritengo sia importante, anche perché a quanto mi risulta nessun sport fino ad ora, vorrei sbagliarmi, ma i giornalisti lo sanno meglio di me, ha fatto qualcosa per questa gente. Noi pensiamo che il ciclismo sia un mondo che ti trasporta anche, che fa vedere anche, no? Che porta solidarietà, che ti ferma, che ti fa vedere tante belle cose e anche tante brutte cose come è successo. Capisco tutte le osservazioni sono state fatte, ma il Giro del Veneto non è più Giro del Veneto, è una cosa, garantisco che questa è stata un'eccezione che abbiamo fatto appunto per questo evento. Ci metteremo tutto l'impegno, abbiamo già avuto l'appoggio da Mauro Voltolina anche per l'anno prossimo, ci metteremo tutto l'impegno per ritornare nel Veneto nel 2013 e ritornare a fare il Giro del Veneto che ci facevano gli altri anni. Però quest'anno, permettetemi, secondo me abbiamo fatto una cosa che aiuta molto la gente. Ecco, io ho terminato. Vogliamo dire appunto che abbiamo avuto anche la collaborazione, ringrazio tutti i giornalisti. Posso dire una cosa? Il Giro d'Italia e il Giro di Francia si chiamano comunque Giro d'Italia e Giro di Francia, nonostante partono da altri, voglio dire, insomma, il concetto è quello, no? È la sintesi che è bella, insomma, quando c'è un progetto di solidarietà io penso che tutte le polemiche devono essere messe da parte. Grazie. Infatti io volevo ringraziare intanto tutti i giornalisti che sono qui presenti, adesso non vi nomino tutti perché siete tanti, sono già contenta, Mattino, Gazzettino, In Bici e quant'altro, Triveneta, insomma tutti quelli che sono qui, io vi ringrazio, poi alla fine della conferenza stampa c'è spazio anche per delle domande specifiche se volete. Un appunto che mi preme fare è appunto che abbiamo già avuto quasi la certezza assoluta di avere una copertura in TV nazionale di quasi 45 minuti. Questo cosa porterà? Porterà appunto alle persone che magari si sono dimenticate perché i media non stanno facendo vedere più di tanto, porterà a vedere realmente com'è la situazione nei territori di Finale Emilia e compagni, ok? Quindi verrà dato sì lo spazio, ovviamente verrà seguita tutta la gara, quindi ci sarà anche la promozione per i nostri territori e per i territori di Imola, ma soprattutto si vedrà finalmente con mano la situazione che c'è lì. Sono cantieri aperti, ma ragazzi vi assicuro che ci sono ancora i calcinacci per terra e la gente ancora, non per rimarcarlo ma perché comunque ci tengo questa cosa, la gente ancora dorme nelle tende, cucina nelle tende, vive nelle tende. La chiesa, noi avevamo la presentazione su una tenda vicino alla tenda dove mi hanno detto c'era la chiesa, c'era il prete che stava facendo la funzione. Queste cose toccano e speriamo che, viste dalla TV e viste da voi e voi giornalisti, parlo a voi adesso, che venite a seguire la gara, e mi auguro che non la seguiate solo qua a Abano Terme, visto che ci sarà la possibilità di salire anche in auto con noi. Se qualcuno ha voglia si prende una giornata e viene a vedere anche quello che c'è a Finale Emilia, anche perché comunque a Finale Emilia faremo delle attività di questo tipo. Verrà donato, grazie appunto a un pool di sponsor che sono stati raccolti, li cito perché meritano di essere citati: Bianchi, Carrera, Fornes, Sixtus, Cicli Stefanelli, Pro Action, e stiamo anche aspettando la conferma di un altro importante sponsor. Ci hanno donato del materiale tecnico, vale a dire telai di biciclette, vale a dire caschi, occhiali, integratori, creme e quant'altro, da donare a delle società giovanili. Giovanili vuol dire giovanissimi esordienti e allievi dell'entourage emiliano, quindi quelle società che sono state colpite proprio nel vivo dal terremoto, che hanno magari qualcuno anche perso le biciclettine e quant'altro, per dare quindi la possibilità a queste società intanto di tirarsi un po' su e di continuare l'attività che stanno facendo con i bambini. Altra cosa
che verrà fatta appunto a Finale Emilia, verrà fatto un traguardo volante che andremo poi a vedere con la presentazione del percorso. Abbiamo creato una piccola carovana che appunto porterà dei gadget, porterà comunque un sorriso, perché ci sarà un'animazione a Finale Emilia, appunto a metà del percorso, per tutte le persone che sono lì nei campi, nelle tende, che per un giorno, diciamo, noi vogliamo portare anche questo, sì, raccogliamo fondi, sì, diamo materiale, ma vogliamo portare anche un sorriso sia alle mamme, ai papà, ai bambini, che per un giorno, siccome il ciclismo è gratuito, noi non siamo nei palazzetti, non vogliamo neanche il biglietto d'ingresso per venire a vedere, il ciclismo è gratuito, il ciclismo è della gente, noi lo portiamo, visto che loro magari sono in difficoltà nel venire a spostarsi, glielo portiamo lì. Quindi queste cose, mi raccomando, anche per chi poi deve andare a scrivere, cerchiamo di spingerle, perché comunque alla fine, se c'è stata appunto, come ha detto il presidente Peruzzo, la motivazione di spostarci da Padova, dalla provincia di Padova e dal Veneto, vogliamo cercare che sia una motivazione valida, che vada a portare poi a un risultato tangibile. Verrà fatta, e questo lo anticipo e ne uscirà comunicazione nei prossimi giorni, un'asta grazie appunto all'US Imolese Virgilio Rossi, che metterà in asta l'ambitissima Coppa Placci. È una coppa fatta a mano, un pezzo unico, ceramica di Imola. Non sto qua a dire il prezzo a chi poi vorrà provare a giudicarsi l'asta, che appunto andrà in beneficenza. È un prezzo molto alto perché è un pezzo unico di ceramica fatto a mano. Il benefattore che si aggiudicherà quest'asta verrà premiato poi alla fine della gara dal vincitore del Giro del Veneto, Coppa Placci, Corsa della Solidarietà, e anche quei fondi andranno poi in beneficenza appunto ai gruppi ai territori terremotati. Ecco. Altre manifestazioni extra che abbiamo previsto qui, quindi in loco, sono organizzate dalla Fondazione Anton Veneta. Vorrei qui con me adesso Veronica Boldrin, che è appunto la rappresentante della Fondazione Anton Veneta. Ci spiegherà anche un po' quello che andremo a fare nei giorni precedenti, nella mattina appunto del Giro del Veneto. Buongiorno a tutti, innanzitutto porto appunto un saluto di Fondazione Anton Veneta. Noi siamo molto felici di essere qui oggi dopo un anno di pausa, perché Banca Anton Veneta prima e Fondazione Anton Veneta poi sono a fianco della Società Ciclisti Padovani da una decina d'anni abbondante, prima appunto come banca sostenendo il Giro del Veneto e poi come fondazione con progetti che più sono idonei a quelle che sono le nostre finalità. Nell'anno infatti 2009-2010 noi abbiamo contribuito alle celebrazioni del centenario realizzando quel bel volume che ho visto anche girare qui tra i tavoli, ed è stato un bellissimo progetto, perché è un progetto che celebra una società storica che tanto ha fatto comunque per Padova e per la sua regione. Quest'anno invece abbiamo pensato ad un progetto, dato anche il fine solidaristico della corsa di quest'anno, ad un progetto che fosse portavoce appunto dei valori di solidarietà, di educazione, di coscienza sociale. Un progetto rivolto ai bambini in età scolare tra i 6 e i 10 anni. Questi bambini, ci saranno due momenti, uno il 24 e uno il 25 di agosto, poi magari credo verranno date anche informazioni esatto più specifiche su orari e luoghi, verranno aiutati da istruttori, professionisti e ciclisti ad imparare ad usare la bici, ma non solo, ad amarla e a rispettare anche tutto quello che fa parte dell'uso della bicicletta, in particolare a conoscere la segnaletica stradale. Sarà un momento che li coinvolgerà con le loro famiglie, ma anche un momento di festa e di accoglienza per loro. L'idea è poi quella di portare avanti questo progetto anche nel corso dell'intero anno scolastico. Stiamo parlando anche di questo con la Società Ciclisti Padovani e speriamo comunque di riuscire a portarlo avanti. Io non procedo oltre, se mi si permette solo di dire un'ultima cosa. Io sono molto felice di vedere accanto al logo di Fondazione Anton Veneta quello della Città della Speranza, perché anche questo è un progetto nato attorno ad un tavolo, chiacchierando proprio con il presidente Peruzzo, che ringrazio anche per la disponibilità. Poi la Città della Speranza spiegherà di cosa si tratta. Ci sentiamo un po' responsabili perché eravamo lì noi come Fondazione Anton Veneta a parlarne, ma proprio è perché in questo momento c'è bisogno veramente di fare rete e di premiare le eccellenze. Credo che Fondazione
Anton Veneta, Città della Speranza, i ciclisti padovani e tutte comunque gli enti qui rappresentati lo sia. Quindi grazie a tutti, buon giro e buon proseguimento. Quindi la signora Boldrini mi ha tirato la volata per appunto parlare di Fondazione Città della Speranza. E mi preme qui chiamare Ivano Lacchina, che è il consigliere della fondazione, nonché anche il responsabile appunto di questa zona territoriale. Per chi non conoscesse Città della Speranza, è un'istituzione ormai, insomma, non solo nel Veneto, ma dico ormai anche a livello internazionale. Grazie, è vero, proprio vero. Immodestamente anche a livello internazionale stiamo facendo dei passi da gigante su molte scoperte scientifiche che stanno aprendo nuovi scenari per la cura delle leucemie, dei tumori, ma anche di altre malattie metaboliche, ereditarie e così via. Quindi veramente è importante quello che molti genitori hanno voluto fare creando e mantenendo in piedi Città della Speranza. Io non sono un bravo parlatore, quindi cercherò di dirvi delle cose che mi vengono più che spontaneamente, quindi non meravigliatevi se magari mi esprimerò in maniera non troppo diplomatica. Io devo fare i complimenti a tutti quanti, perché il vero obiettivo sono i bambini. La Fondazione della Città della Speranza è nata e vive per i bambini, quindi io vi ringrazio. Se ci fosse la Presidente vi ripeterebbe la stessa cosa, porto il suo saluto. I bambini sono il nostro obiettivo, la solidarietà vera della Fondazione si identifica con quello che state facendo, perché il percorso, il messaggio che la Città della Speranza vuole diffondere non è soltanto creiamo un reparto come abbiamo fatto di 2100 metri quadri e curiamo i bambini, non vuol dire soltanto facciamo un centro di ricerca che sarà uno dei più grandi al mondo, più importanti d'Europa e uno dei più grandi, secondo il primo, di 14, quasi 15.000 metri quadri. Non vuol dire solo questo, vuol dire anche diffondiamo la cultura del volontariato, perché questa iniziativa di cui siamo orgogliosi di essere diciamo pure sostenitori moralmente, la parola patrocinio è troppo riduttiva, noi vogliamo sostenere questa attività come tante altre attività perché hanno il vero scopo di far emergere quello che è il vero volontariato, cioè gratuitamente donare, dare un aiuto ai bambini colpiti nelle zone terremotate da questa enorme disgrazia è una di queste forme. Nello sport ci siamo trovati in situazioni analoghe di sostegno al volontariato con lo sci, con non so segnato il calcio, il basket, la pallavolo, la corsa, il nuoto, l'atletica. Lo sport è volontariato. Chi gestisce le attività dei giovani, le attività sportive, è un'associazione senza fine di lucro. Il vostro tempo è donato gratuitamente e questo è quello che facciamo, che noi vogliamo continuare a fare e veder fare, quindi siamo più che felici di sostenervi. Le città che si sono gemellate con la Fondazione Città della Speranza si sono gemellate per riconoscere e sostenere un volontariato trasparente, vero, senza altri fini, e questo lo state facendo, siamo più che orgogliosi e chissà che non vediamo anche un Giro del Veneto che tenga conto delle città gemellate e così facendo il volontariato diventa diciamo, il trofeo da portare come alle Olimpiadi stiamo facendo, è stato fatto per l'inaugurazione. Quella fiaccola è la fiaccola del volontariato, della donazione gratuita e questo è veramente bellissimo. Vi ringrazio a nome della Fondazione. Abbiamo già qualche idea per il 2013-2014. Un'altra cosa, qui chiudo sulle attività appunto le attività extra rispetto alla corsa. Appunto sabato mattina ci sarà una zona expo qui appunto nei dintorni della partenza che verrà data da Via delle Terme, l'abbiamo fissata alle 11 e che coinvolgerà tutta una serie di sponsor che qui vediamo. Siccome c'è anche qualcuno che saluto qui, c'è anche Salitalia qui presente, io rappresento ProAction, quindi diciamo li nomino perché comunque
una gara di professionisti costa e quindi è importante anche avere degli sponsor di questo tipo per andare poi a svilupparla. Sono Polo, Era, Terme Abano Montegrotto, Conami, Banca Popolare di Vicenza, Cooperativa Ceramica di Imola, che è appunto la cooperativa che ha creato questo gioiellino che potete vedere, apro una parentesi e la chiudo. Abbiamo creato una pagina su Facebook e su Twitter, anche perché ormai il mondo dei giovani, il mondo dello sport ormai gira tutto, anche il telegiornale, la Rai hanno Twitter, hanno Facebook, che noi abbiamo creato la pagina. La pagina su Twitter è Veneto Placi, quindi iscriveteci per seguirci, e la pagina su Facebook è appunto Giro del Veneto Coppa Placi Corsa della Solidarietà, e lì trovate tutte le foto, tutte le notizie e quant'altro, oltre appunto al nostro sito internet che rimane appunto vivo, che è www.girodelveneto.com. Vado avanti: Sellital, Carnielli, ProAction, Sixtus, Columbus Thermal Pool, Acqua Cereglia, Bianchi, Carrera e Fondriest. Quindi queste sono appunto le aziende che troverete in gran parte anche nell'Expo che verrà allestito sabato mattina. In contemporanea sabato mattina riproponiamo un divertente, diciamo, evento che avevamo già fatto negli anni passati, grazie appunto alla collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana della Regione Veneto. In questi giorni stiamo invitando tutte le società di giovanissimi, non solo della provincia di Padova, ma mi sto allargando anche a Rovigo. Io ne sto invitando quasi tutte, per portare dei bambini, come è stato qualche anno fa. Daremo un pass, insomma abbiamo questi bambini che arrivano con le squadre, con i loro appunto rappresentanti, e daremo la possibilità a questi bambini di stare proprio sotto il palco firma, quindi avere la possibilità di essere proprio a contatto con questi campioni, di rubare una foto, rubare un autografo. Abbiamo visto che è una cosa che ai bambini piace tantissimo. Abbiamo visto 2 anni fa, e Carlo è anche testimone, avevamo donato una maglietta e giravano questi bambini con autografi anche in testa, quindi abbiamo detto perché non farlo, e quindi in questi giorni partiranno anche appunto gli inviti per le società, quindi io mi auspico insomma che ci siano anche tanti bambini già ciclisti, ecco. Bene, andiamo a presentare, che è appunto quello che non avevamo fatto nella scorsa conferenza stampa. Andiamo a presentare il percorso, lo vedete all'interno della cartellina. Innanzitutto mi interessa anche farvi vedere comunque la scelta che abbiamo fatto quest'anno dell'immagine rappresentativa che va a contraddistinguere questa corsa. È stata fatta, magari se vuole venire un attimo Carlo Fragioni a spiegare la motivazione. È un disegno, non è una foto, se vedete, ed è stata fatta, e secondo me è molto rappresentativo appunto del volere di quest'anno e del leitmotiv di quest'anno. Buongiorno a tutti. No, niente, allora l'illustrazione intanto è di Damiano Bellino, che è l'illustratore di Padova. Niente, noi volevamo un po' costruire un'immagine che rappresentasse in maniera immediata quello che era così, le motivazioni che hanno avuto sia la ciclisti padovani che l'imolese. Quindi abbiamo pensato a questa idea di 2 ciclisti adulti con le maglie dell'imolese e della Padovani che, come dire, sostengono, aiutano un ciclista bambino, che in questo caso la maglia della Mirandolese, che è una delle società sportive che andremo a supportare, su una strada che porta verso i paesi che viene rappresentato, un paese diroccato, insomma, e davanti un gruppo, come per dire, insomma, lo stanno aiutando a rientrare, insomma, con il gesto della borraccia, che è un gesto famoso nel mondo del ciclismo, e la pacca sulla spalla, insomma. Quindi, e devo dire che quando ci è arrivata la prima volta questa immagine ci ha subito colpito molto, perché insomma immediatamente accolto proprio nel segno quello che volevamo rappresentare. Ecco, una cosa, non so se è già stata detta, che è importante, che molte di queste aziende che vedete che supportano il Giro daranno un contributo di materiale che poi verrà dato proprio a queste società dell'Emilia, e quindi ci sarà veramente un aiuto concreto e reale, insomma, su questa cosa. E basta. Andiamo a presentare il percorso, allora, che stavo aspettando. Allora, il percorso
ovviamente essendo una gara di professionisti, essendo tra l'altro una delle ultime gare prima, sarà una delle prime gare post Olimpiade, quindi speriamo che i nostri azzurri che partono in questi giorni, anzi sono già partiti perché la gara del ciclismo, lo ricordo, è sabato questo per i professionisti uomini e domenica per le donne. Sarà quindi il Giro del Veneto Coppa Placci Corsa della Solidarietà, sarà una delle prime gare post Olimpiade e una però delle prime gare anche pre-campionati del mondo. Va a ritagliare il classico chilometraggio per queste gare, ovvero i 200 km. Siamo riusciti, grazie anche a Babini, che non è qui presente, però vi saluta tutti, ci ha portato anche il saluto, che insomma per gli addetti ai lavori non è un nome molto sconosciuto, in quanto è, diciamo, responsabile anche poi di gare molto grosse come ad esempio il Giro d'Italia. Abbiamo creato questo percorso che si aggira appunto attorno ai 200 km e va a toccare le province di Padova, di Rovigo, di Ferrara, di Modena, di Bologna, con arrivo poi ad Imola. È un percorso variegato, perché molto spesso si pensa, andando verso l'Emilia, saranno i classici piattoni, una gara che sarà velocissima. Non è così, perché siamo riusciti ad inserire una serie di dislivelli all'inizio del percorso, andando appunto a toccare il territorio delle Terme Ogane. Cito alcuni comuni, insomma, per chi va in bicicletta bene o male che conosce: Torreglia, quindi Luvignano, il Roccolo, Faedo, andremo poi verso est, quindi la partenza verrà data alle 11 da Abano Terme. Chilometro zero, per chi non è avvezzo al mondo del ciclismo, chilometro zero è dove viene abbassata la bandierina e dove realmente parte la corsa. Sarà dato davanti alla ditta Paolo Ristorazione a Teolo, quindi verranno fatti circa 9 km di passerella dove molto spesso ci sono gli amatori che si buttano dentro, gente che fotografa eccetera. La gara reale parte a Teolo davanti a Polo Ristorazione. Andiamo poi appunto ad affrontare questa prima parte di Colli Eugani, che ha già appunto qualche da scalare, passando per Luvignano, Torreglia, il Roccolo, Faedo, Cintogano, andando verso Bavone Est. Saluto anche Gianluca Barbieri, che è stato citato anche prima, che è l'organizzatore della Destina Superbike, che è la gara più grossa che abbiamo adesso in questo territorio per quanto riguarda la mountain bike. E andiamo poi verso la provincia di Rovigo, quindi Pallugana, Ponso, Piacenza d'Adige, entriamo a Badia Polesine in provincia di Rovigo. Qui ovviamente ci sarà un tratto pianeggiante che va appunto a colpire e si andrà a passare in quei territori dove appunto c'è stato il sisma del 20 maggio. Ci sarà questo traguardo volante molto importante a Finale Emilia, come avevamo detto, dove verranno fatte anche poi delle manifestazioni a Colorario, e ci spostiamo poi passando tra Ferrara, Modena, Ferrara, Modena, nella provincia di Bologna. Entriamo da Pieve di Cento al Gelato, quindi ancora pianura fino a Bagnarola, da Budrio e Villa Fontana Medicina. Cominciamo ad entrare nel territorio imolese, dove lì andremo ad affrontare la classica salita del Colle dell'Osservanza, che è la salita classica della Coppa Placci. Quindi un percorso che andrà affrontato poi 2 volte anche alla fine, non facilissimo secondo me. Poi bisogna anche vedere che condizioni atmosferiche troviamo, perché memore dell'ultima edizione del Giro del Veneto con l'Ubifragio doveva vincere un velocista e alla fine ha vinto l'unico che ha avuto coraggio di buttarsi sul ciotolato. Anche qui Imola ha un arrivo un po' particolare, quindi secondo me sicuramente potrà essere adatto a tipologie varie di corridori. Prima parte quindi riassumendo collinare con i nostri colli Eugani e ultima parte collinare con i colli imolesi. Questo è il percorso e adesso nei prossimi giorni andremo anche poi a definire la lista di partenti, con anche una piccola speranza, e la butto là e vedremo se riusciremo anche quest'anno a portare la nazionale. Non siamo ancora sicuri, quindi stiamo attendendo. Sicuramente nelle prime settimane di agosto andremo poi ad avere la lista completa dei partecipanti. Detto questo, vi ricordo che nel comunicato stampa che trovate tutti i nostri dati per contattarci. Adesso lascio anche la parola, ma eventualmente se ci sono dei giornalisti che vogliono fare delle domande specifiche. Appunto nel comunicato che trovate, se qualcuno di voi non è ancora iscritto nella newsletter me lo dice poi a fine conferenza stampa che vi inserisco.
tutto quello che esce come comunicato stampa di prassi lo trovate sia sul sito che anche appunto su Facebook e su Twitter, quindi non va perso niente, non avete scuse per non scrivere niente, mi raccomando. Io vado in viaggio di nozze perché mi sono sposata 1 mese e mezzo fa, vado via 2 settimane, però c'è una persona che se no non serve applausi. Queste 2 settimane non ci sono, ma c'è un'altra persona che è al posto mio. È uguale, Ah, ok, bene, che torni viva. E c'è una persona che sarà al posto mio, quindi ci sono tutti i dati sul comunicato, fate riferimento a lei. Detto questo, se c'è qualche giornalista che vuole fare qualche domanda specifica, una sola cosa Massimo Zilli, vai. Esattamente il palco firma dove sarà? Gardino, vuoi rispondere te? Rispondiamo. Cioè la partenza, diciamo, prima del chilometro zero sarà qui in Viale delle Terme? Sì, si pensa di farlo proprio in questo posto qua. Sì, il chilometro zero serve solo per l'ufficialità della gara. Il raduno è qui, quindi tutti gli eventi saranno qui ad Abano. Altro? Dai coraggio, fate pure domande, non sono problemi. Qualche domanda piccante che avete scritto di tutto e di più? Anche cattiva l'accettiamo. Anche cattiva l'accettiamo. Io vorrei che voi avete il coraggio di chiedere alla Sky, siccome che la corsa è di solidarietà, di invitare anche il campione del mondo con la sua squadra. Parlarsi che venga gratuitamente anche questi. Sì, dobbiamo anche ringraziare le squadre comunque che anche loro hanno contribuito in parte. Sapete che le squadre hanno dei ingaggi, hanno contribuito all'azionista di risparmiare qualcosina. Noi abbiamo chiesto a tutti, però dopo non dipende neanche da loro, dipende anche dagli impegni precedenti che hanno preso. Insomma. Sì, anche perché siamo anche sotto il periodo Vuelta, quindi dipende ovviamente da... Però abbiamo già 16 squadre iscritte. Sì, anche qualcuno di grossa. Siamo già a buon punto, insomma. Chiedo una cosa io, per gli aspetti di organizzazione, visto che sono fuse 2 società, come avete fatto proprio dal punto di vista pratico, a gestire tutta una corsa che parte dal Veneto, arriva in Emilia, e quindi con persone, con volontari o comunque con staff? Ma diciamo che su 2 incontri siamo riusciti a trovare su 2 accordi, però poi c'è Carlo e Diego che organizzano tutto. Diciamo che fino a che siamo nel Veneto la competenza è nostra e seguiamo noi. Quando passiamo in Emilia diventa competenza di Virgilio Rossi di Limolese. Praticamente si sono unite 2 organizzazioni. Noi ad esempio avevamo tutto il reparto anche grafico perché Limolese non aveva sito internet, quindi noi abbiamo messo a disposizione l'ufficio stampa, il sito internet, che comunque vuol dire, perché ormai nell'epoca del web non avere sito internet voleva dire o andarlo a ricreare e ricrearlo magari comportava dei costi in più, invece noi abbiamo messo il nostro e lui ad esempio ha messo lo speaker che sarà Stefano Bertolotti, ha messo le miss all'arrivo, ha messo tutti i volontari dalla parte emiliana in poi, quindi dall'Emilia in poi ovviamente non ci saranno più i nostri volontari, ma ci saranno i volontari che normalmente lavoravano con l'US Limolese. La seconda domanda, se mi consentite, forse è un po' imbarazzante la risposta. Quindi al Presidente? Sì, chiedo al Presidente. Il vincitore della corsa della solidarietà, ai fini storici statistici, in quale albo d'oro verrà messo? Questa è imbarazzante perché non sono date risposte. Secondo me potremmo proporre a Virgilio Rossi di metterla per tutte e 2, sia nel nostro che nel... Quest'anno è stata una cosa appunto che non sarà ripetuta perché un evento come il terremoto si auspica che ci sia solo quest'anno, io spero. Al momento non sappiamo darti risposta. So solo comunque che la coppa che verrà presa dal vincitore verrà consegnata poi a una rappresentanza di queste squadre giovanili. Però sull'iscrizione all'AIPO metteremo Giro del Veneto, Coppa Flacci probabilmente. Anche perché a livello UCI è una gara unica, quindi non è il Giro del Veneto, è una gara unica. Flavio? Volevo dire riguardo a questo discorso qua, siccome abbiamo 2 date, 2 richieste di 2 impegni, no? Coppa Flacci veniva prima, certo. Il Giro del Veneto viene il 25 e le 2 gare che sono associate hanno preso la data del Giro del Veneto, per cui credo rimanga
come regolamento sul probabilmente sì. Come Carlo. Allora, le richieste ufficiali sono state fatte come Giro del Veneto, quindi ufficialmente risulta Giro del Veneto perché era la data del Giro del Veneto. Poi dal punto di vista, diciamo, agonistico per quanto riguarda il palmarès, ovviamente la Coppa Placi nel suo palmarès avrà il vincitore di questa gara, come ce l'avrà il Giro del Veneto, però ufficialmente, diciamo, la richiesta è partita come Giro del Veneto. Adesso dal punto di vista formale poi diciamo, nelle statistiche internazionali bisogna capire come verrà collocata questa cosa, questo non lo sappiamo con precisione, però la richiesta è stata fatta come Giro del Veneto. Gianluca Barbieri? Volevo chiedere, la direzione di corsa viene affidata a Raffaele Guardini? Sì, Raffaele Guardini è direttore di corsa. Gianni Mesetto? Vai. Siccome nella conferenza stampa di Massa Finalese ci è sembrato di capire che gli organizzatori emiliani sarebbero ben contenti di avere anche l'anno prossimo il Giro del Veneto, magari con partenza inversa, cioè partenza da Imola e arrivo a Padova o comunque nel Veneto. Volevo capire se questa è un'edizione straordinaria e poi si tornerà al Giro del Veneto tradizionale o se c'è anche allo studio questa eventualità di farla ancora assieme alla Coppa Placi, magari con partenza invertita. Noi a ottobre partiamo subito per ritornare a fare il Giro del Veneto, quello tradizionale. Penso che questo sarà quello che faremo, insomma. Se poi per problemi che non sappiamo, di spread o di dollaro o di economici, di spendere di più o altre cose che purtroppo tutti i giorni ci assilano, non troviamo gli sponsor, ma uno ce l'ha già confermato, per esempio siamo già un buon passo e valuteremo. Ma l'anno prossimo l'arrivo è alle Terme. Comunque l'anno prossimo l'arrivo sarà alle Terme. Sì, con Voltolino non si scherza. È stata una lunga trattativa, però per la vita lui come sono. Nella storia della Coppa Placi, negli ultimi 20 anni che io ho avuto il piacere di partecipare, essendo una gara molto importante, hanno sempre avuto questo scambio con San Marino, cioè una volta partivano da San Marino arrivavano a Imola e una volta partivano da Imola a San Marino. Loro sono sempre stati negli ultimi 20 anni sempre così, per cui magari può essere anche un proseguo di questa filosofia, penso. Noi proviamo a far ritornare il Giro del Veneto, come dicevo prima. Se poi non ci riusciamo, sicuramente terremo in considerazione anche questo. Però sicuramente adesso pensiamo al 25 agosto e poi... Ti garantisco, Fabio, che già pensare a fare questo è un problema. È importante. Finito questo, poi eventualmente... Certo. Altro? Bene, io ringrazio tutti i presenti, ho visto anche qua Raffaele Carlesso, Fagione, tutti insomma i consiglieri della SC Padovani che sono intervenuti oggi, tutti i giornalisti che sono intervenuti oggi e vi ringrazio. L'appuntamento al momento, allora vi do questa data, il 25 agosto 2012. Vi aspettiamo. Grazie.